Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte, sono ancora in compagnia di Maurizio Monti. In realtà avevamo progettato ieri di parlare della sua esperienza, non abbiamo fatto niente di tutto questo, ma perché semplicemente siamo stati trasportati, il discorso ci ha guidati, non abbiamo noi guidato il nostro discorso, ma abbiamo tempo di ritornarci e quindi Maurizio, come dico solitamente io, conoscere un artista, conoscere il suo vissuto, conoscere l'ambiente, nel tuo caso poi più degli altri forse, conoscere l'ambiente cui è nato, si è formato, come ha vissuto la sua infanzia, la sua adolescenza, è utile a capire come si è approcciato all'arte, sì, non credi? E quindi è arrivato il tuo momento. Adesso mettiamo in giro le chiacchiere. È arrivato il tuo momento. Come non ce ne fossero già abbastanza. Esatto, va bene. Vogliamo che tu ci parli di te. Parto da no, zero? Da dove sei nato, da come sei cresciuto, dalla famiglia in cui sei cresciuto. Che bimbo era Maurizio Monti, prima di essere un sessantottino? Esatto, io irrequieto da bambino e irrequieto adesso, probabilmente spero di proseguire per qualche anno ancora a essere irrequieto. Proprio l'inquietudine fa parte del mio essere, punto. Ma proprio da bambino ho cominciato proprio a disegnare, invece che giocare alla guerra, io me la disegnavo. Invece che andare a spaccare dei vetri, suonare i campanelli o girare in bicicletta. Tu disegnavi? Mi sono copiato tutti gli affreschi della Cappella Sistina. A 10 anni hai copiato tutti gli affreschi della Cappella Sistina. Ti sembra normale? Uno, come ti è venuto in mente? Non lo so. Due, quanto ci hai messo? Ci ho messo tutta un'estate. Cioè tu hai deciso, ti sei messo sì, lì? Mi è capitato un libro di Leonardo con tutti gli affreschi della Cappella Sistina, non come sono adesso con i colori vivaci, erano proprio tutti mezzi smorti, però mi piacevano queste figure possenti, questi dei, per me non capivo neanche di preciso cosa fosse. E mi sono messo a studiare tutte le forme, tutte le cose, tavola per tavola, alla fine dell'estate le avevo copiate tutte. E la cosa ha fatto preoccupare ulteriormente i miei genitori, perché sai, i bambini fuori a giocare. Io poi ho vissuto in una famiglia abbastanza... patriarca. Sì, c'era padre padrone come una volta, i suoi fratelli militari, mia mamma era maestra, insegnante, comunque era quella che faceva il tifo per me. E ho sempre disegnato, poi a un certo punto mi sono staccato, sono andato via per divergenze direzionali dalla cosa. Sei scappato da casa? All'età di? All'età di 15 anni. Ma cioè, legato ad un avvenimento? Con 1000 lire in tasca, mi ricordo ancora, e non sapevo dove andare a dormire. No, anzi, la prima volta che sono scappato di casa ne avevo 9 o 10, perché mio papà mi voleva far tagliare i capelli. Mi sono incamminato, io abito in una collina, mi sono incamminato, ho fatto qualche chilometro a piedi, poi si è fatto buio, mi sono fatto portare a casa, mio babbo ha aperto lo sportello della macchina, mi ha caricato, mi ha portato dal barbiere e mi ha fatto tagliare i capelli. Questa è stata la prima volta. Poi dopo purtroppo l'ho fatto patire ancora che me ne sono andato, però... E te ne andassi senza avvertire nessuno? Come? Nel cuore della notte? Come sei scappato? Da solo? No, di giorno, da solo. Sono scappato, me ne sono andato, chiuso. E purtroppo i miei non sapevano dove ero. Ma perché era successo qualcosa o perché tu ti sentivi in catena? Mi sentivo, sai, a parte l'inquietudine, quella vabbè, ma è proprio, sai, allora si viveva di sogni, si viveva... Perché 15 anni non sono tanti, ma non sono neanche pochi, cioè non è neanche la scappatella... Avevo quella mezza consapevolezza che hai a 15 anni. Non è neanche la scappatella che fai a 9 anni, a 15 anni. Ero convinto, poi dopo, non so, in quel periodo si voleva andare in Inghilterra, non mi ricordo neanche preciso. Però ho continuato ad andare a scuola, perché frequentavo scuola d'arte. Mi sono trovato un lavoro... Ah, tu hai frequentato la scuola d'arte? Il primo anno, poi ho dato l'esame dell'ultimo perché non andavo d'accordo come al solito, perché sembro così buonino, però insomma se le cose non sono come dico io mi stufo. Lì ho frequentato il primo anno e ho dato l'esame dell'ultimo, perciò frequentavo la scuola. Poi dove dormivi in quel periodo? Dove capitava, insomma, adesso non stare a fare la scelta proprio nei particolari. No, lo voglio nelle sapere case in invece. costruzione, dietro come ti dicevo, adesso quando esco dall'autostrada guardo ancora i cespugli perché per deformazioni professionali. Esatto. Lì si potrebbe dormire. Lì si potrebbe stare e non ti disturba nessuno. E va bene, sono quelle cose avventurose che si fanno a 15-16 anni. Adesso non ho i reumatismi, però penso che la cosa non mi farebbe più piacere come allora. E allora questo è stato l'escursus. Poi piano piano, dopo ho cominciato a suonare, ho cominciato e a dipingere.
è la cosa proprio che dovevo fare, perché io lo sento, io sono nato per fare questo, nel bene e nel male, io sono nato per dipingere. Poi che la cosa mi porti da qualche parte non lo so, però come dice, l'ho scritto da qualche parte che mi piace, Cormac McCarthy, che ha scritto, non so se l'hai letto, quel libro, penso si intitoli Il viaggio, il lupo, non so. Ognuno di noi è la storia di uno che prende un lupo, lo deve portare al di là del confine messicano per riportarlo a casa. Ognuno di noi ha un lupo di portare a casa, conosco, okay. Nel senso che ognuno di noi ha un talento e lo deve rispettare, perciò deve arrivare in fondo alla sua vita rispettando il talento che hai. C'è chi è un bravo falegname, un bravo presentatore, un bravo pittore, insomma ce l'hai, perciò è questo qui il senso delle mie cose, il senso del mio percorso. Poi dicevi l'inquietudine, io l'inquietudine ce l'ho adesso, ce l'avevo prima e ce l'avrò sempre, fa parte della mia natura. E tu scappi da casa, non hai nessun rapporto con i tuoi genitori, che credo Sì. nel frattempo cominciano a Purtroppo cercarti. per mesi non sapevo dove ero. Dopo mi sono fatto sentire da mia mamma, perché dopo un briciolo di coscienza, nell'infinita incoscienza di 15 anni ce l'hai. Dopo mi sono fatto sentire, comunque sono rimasto fuori di casa, mantenendomi per conto mio, lavorando negli uffici grafici, facendo un po' di tutto i lavori. Quindi da 15 anni poi non sei più tornato? No, sono tornato Dopo? dopo il divorzio a casa, perché mio babbo aveva questa casa grande, ma dopo la morte di mia mamma. Certo. Ma sono tornato tardi, perciò ho sempre vissuto e impostato la mia vita prendendomi le mie responsabilità. E se tornassi indietro riscapperesti? Riscapperei, però telefonerei a casa il giorno dopo, perché adesso ci penso. Prima Perché adesso se lo facesse tuo figlio con te? Te pensi, ecco, pensate, c'è un figlio che si comporta così. Come ti ho detto, ho vissuto come non vorrei avesse vissuto mio figlio. Tuo figlio si comporta così? No, mio figlio proprio, sai, persocina, ho 2 figli, tutti... Secondo il karma tu dovresti avere lo stesso trattamento. No, beh, mi è andata bene, forse bene, erano un po' distratti, su in alto, in direzione, allora non ho visto bene la cosa. Non ti hanno controllato bene No, perché no. ti è finita bene. Senti, Sì. a parte tutto, quindi tu non hai frequentato un istituto d'arte, ma non l'hai completato a quanto pare. No, L'hai completato? no, perché allora, ritorniamo un po' indietro, una delle cose, delle divergenze con i miei era che dovevo frequentare l'istituto tecnico, avevo dei parenti con delle fonderie, pensa te se io potevo arrivare lì, ho frequentato un po' però non ne facevo. Poi mi sono iscritto alla scuola d'arte, ho frequentato il primo anno e ho dato l'esame dell'ultimo, perché tanto mi facevano cose che sapevo già, che avevo studiato proprio prima. Sì, l'hai fatto? ho dato l'esame dell'ultimo, io sono maestro d'arte, perciò quando mi dico maestro, cazzo, non è che è una roba così, no? Cioè, maestro. Oh. Maestro d'arte? Scusami. Dico professore no, ma maestro sì perché c'ho il diploma. E poi non hai continuato, non hai fatto l'accademia? No, per fortuna. Per fortuna? Sì. Perché? Perché non mi piace aggregarmi in mandrie. Cioè per me l'arte è una cosa talmente individuale che anche quando vedi gruppi, Cobra 1, Cobra 2, mi sembra un controsenso. Credi nella... No, beh, sorrido perché una volta un artista che ho avuto qui e che apprezzo molto mi ha detto i movimenti non esistono. Hai ragione. I movimenti non esistono. L'impressionista, in questo caso parlava degli impressionisti, Sì. è Monet, basta. Gli altri si scopezzavano tutti, facciamo una mostra assieme. I movimenti non esistono. No, vabbè, adesso... E quindi... No, sorrido per questo motivo. Sì, no, ci sono dei periodi in cui ci si influenza a vicenda, magari ci sono delle somiglianze. Però il fatto che... Perché poi molto spesso i movimenti, appunto come diciamo... Sono creati dai critici. Sono creati dai critici. C'è una tendenza in un determinato periodo a ricercare delle cose, ma più legata, adesso i movimenti non ce ne sono più, più legata ad un'esigenza appunto del passato. Sì. No, ma poi è una cosa troppo individuale. L'arte ogni individuo ha la sua gocciolina d'arte, non può essere uguale a quella di un altro. Sì, può essere simile, può essere influenzata, però se il talento è sincero, va avanti per conto suo, non c'ha bisogno di un critico che ti dica, però sai, questa è la mia visione. Infatti io sono un cane sciolto per questo. Assolutamente. Tu hai sempre saputo dentro di te di voler fare dell'arte il tuo mestiere.
Sempre. Ma cioè, quando sei piccolo e cresci, non pensi al mestiere, pensi a fare arte perché hai una cosa da dire, ti vuoi fare ascoltare, vuoi portare i sogni che hai in testa, farli vedere anche a quel che donato, ti fanno star bene a te, voglio far star bene anche lui, e glieli do, poi se li vuole, capito? E comunque ho sempre pensato... Hai sempre pensato di voler fare solo quello. Qual è stato il tuo segreto? Qual è stata il tuo segreto adesso? Qual è stato il tuo merito? Come mai sei riuscito a lavorare e a fare soltanto questo nella vita? Perché poi, adesso poi ancora di più non è semplice, capisci? No, non no. tutti riescono a vivere d'arte. Sono testardo. Crederci. Io ci credo, io credo in questo qui, è una delle poche cose. Poi vedi l'arte, secondo me, come diceva Dominicis, il pittore, quello famoso, l'arte è come una religione. Noi siamo i preti, gli ufficianti della cosa, e i fruitori sono i fedeli. E bisogna crederci comunque. È un atto di Bisogna fede. crederci e fare in modo che le persone ci credino. Sai, fai il possibile. Poi non sempre l'artista è anche un commerciante. Nel mio caso assolutamente si sono dimenticati di darmi quella parte. Adesso, anzi, che adesso dovrò fare delle rimostranze perché non sono proprio... e non sempre coincidono il fatto del commerciante e dell'artista. Adesso l'artista non ho l'arroganza di dirlo perché non sono io che me lo devo dire, l'artista me lo deve dire un altro, adesso poi ho il tempo. E comunque, sai, il crederci è una buona benzina per andare avanti. Se tu dovessi consigliare ai giovani di oggi, che io non so, tuoi figli hanno preso la tua strada? Purtroppo mio figlio fa il musicista come ho fatto io. No, ma va bene, perché poi lui, essendo più quadrato, insegna a scuola, ha 2 scuole. Ah, ok, quindi diciamo che maschera però fa il musicista. l'essere artista in una Esatto, no, in una veste, esatto, l'ha inquadrata. Sono molto perché più tu sei stato anche, perché oltre ad essere un artista, un rivoluzionario, chi più ne ha più ne metta, Maurizio Monti è stato anche un musicista. Beh, e lo sono ancora. Adesso suona con suo figlio, ma sono comunque con mio figlio, con degli altri amici, andiamo nei pub. Cioè tu facevi il musicista, ci vivevi con questo lavoro? Io ho 20 anni di contributo, se vuoi ti faccio vedere il libretto. 20 anni ho lavorato alla RAI, ho lavorato con Maurizio Costanzo, ho lavorato con Pippo Baudo a Domenica In. Ma davvero? Bah, no, adesso sta a vedere. No, non rido perché... Qui di fronte a tutta questa gente vuoi che ti chieda... No, scusa. Dai, no, non rido perché non ci credo. Ho cominciato, io mi ricordo che per la prima volta che ho suonato, ero in un night a Venezia, ero appena scappato di casa poco dopo, avevo 15-16 anni. Si apre il coso e suoni, sto night, lì si cominciava alle 10 di sera, a mezzanotte accompagnavi lo spogliarello e poi dall'1 suonavi fino alle 4. Suoni, ti diverti, però, sì, a mezzanotte accompagni spogliarello, 15-16 anni, ti puoi immaginare, certo. Perché impazzisci, gli ormoni a 2000, arrivi alla fine e ti pagano. Ho scoperto il mio mondo, io ero in paradiso, me la ricordo sempre. Sei pagato per divertirti, suonare, ma io mi ero divertito alla faccia, poi mi danno anche i soldi, bellissimo. E quindi da lì hai deciso bene. Benissimo, questa è la cosa che devo fare per... E quindi l'hai fatto professionalmente per tanto tempo? Esatto, sì, con varie orchestre. Le ultime ho suonato 2 anni con Andrea Mingardi d'estate, poi vabbè, prima con Pier Giorgio Farina, ho suonato alla RAI, come ti dicevo, a Domenica In, all'orchestra, a Canale 5. Sì, sono passato cioè, il bello di questo mestiere, di quel mestiere era che non so, una sera ero nel porto di Marsiglia nella camera a fianco e facevano le coltellate, la sera dopo ero allo Sheraton a Roma a accompagnare Milva, bellissimo, se non ti si apre la testa così ti si spacca, proprio ti scoppia, cosa dici? No, è vero, è vero. Il bello di quel mestiere è che a parte mi piace suonare, è un'altra forma di espressione. Però che cambi contesto in modo... Parli con gente, vivi tutte esperienze diverse, da Taranto a Bordighera, è così, perché in quel periodo si suonava tutte le sere.
È vero, è vero. Bene, abbiamo scoperto anche questa cosa di te, non sapevo avessi suonato, ma non a livelli insomma, professionali. Purtroppo il nostro tempo anche oggi è finito, quindi vola con te il tempo, questa cosa è una cosa assolutamente positiva, ma comunque tanto ci vediamo domani, sarà il nostro quarto appuntamento, non perdetevelo, Maurizio Monti di Arte. Ciao a tutti!